Noale ha bisogno di soldi per sistemare il centro storico e allora mette in vendita alcuni immobili, 8 per la precisione, che dovrebbero far arrivare in cassa oltre 2 milioni di euro. Tra i primi edifici da alienare ci sono le pertinenze attorno a Piazza 20 Settembre e Via De Gasperi e poi alloggi vari e aree verdi. Tra le priorità il restauro di Palazzo Scotto, sede della biblioteca, e della loggetta davanti all'ingresso del vecchio ospedale. Allattare anche in biblioteca ora è possibile. Il centro civico di Bojon, frazione di Campolongo Maggiore, avrà un luogo appartato per le mamme che allattano. La proposta, avanzata dall'associazione Hauser, è stata subito accolta dal sindaco del paese, Alessandro Campalto, che ha promesso di realizzarla nel giro di pochi mesi. Oltre alla biblioteca, lo spazio allattamento potrebbe essere ampliato anche ad altri uffici pubblici. Banchieri russi a Treviso per un maxi shopping. I magnati sono a caccia di buoni investimenti chiavi in mano, alberghi e centri commerciali già esistenti, per non incappare in lungaggini burocratiche tipicamente italiane. Sono provvisti di grande liquidità, fattore più che mai convincente in tempi di crisi. Gli operatori trevigiani interessati alla trattativa sono una trentina. Si va dalle aziende vitivinicole alle ville storiche fino agli agriturismi. Il comune fa dietro front. Almeno per un anno gli albergatori di Castelfranco hanno vinto la battaglia contro la tassa di soggiorno. L'amministrazione Dussin ha deciso di sospendere per il 2014 il balzello di €1 a notte, talmente sgradito agli albergatori da promuovere addirittura una raccolta di firme. Nella Marca ad applicare la tassa di soggiorno sono soltanto Mogliano e Preganziol, dove gravita però il turismo su Venezia. Il Made in Veneto sbarca negli Emirati Arabi. Una delegazione di 16 imprese padovane e venete dei settori meccanica, plastica, edilizia e legno è presente al Big Five Show di Dubai, l'evento fieristico più prestigioso al mondo, con oltre 2730 espositori. Nel 2013 l'export padovano verso l'area del Golfo è cresciuto di oltre il 15%, a gonfie vele, arredamento e prodotti di lusso, ma anche infrastrutture e progetti immobiliari. Catturato il piromane dei cassonetti di Abano è un giovane di Maserà che lavora come cameriere in un albergo della città termale. L'uomo, colto in flagrante dai carabinieri, ha ammesso 50 dei 78 incendi verificatisi da gennaio 2013 ad oggi. Alla base dell'ossessione un desiderio di vendetta. Il piromane era stato bocciato al concorso dei vigili del fuoco. Ogni cassonetto distrutto costa al comune 1.000 euro.